Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Battlefield 4. Come potete ben vedere ci troviamo immersi all'interno di una nuova modalità corsa, ovvero la cosiddetta modalità Rush, distruggi gli obiettivi. Ci ritroviamo nella fazione Cina proprio in modalità difesa. Vediamo quello che possiamo fare. Allora, io vi presento appunto questa bella partita, siamo quasi al termine di questa partita, quindi magari ne faremo un'altra al termine di questa. Vi volevo appunto annunciare che giorno appunto 22, quindi martedì 22 luglio alle 14:30 ci sarà una partita su Battlefield 4 tutti insieme, quindi mi raccomando ragazzi, se volete partecipare a questo scontro sarà un team deathmatch 10 contro 10 o addirittura 12 contro 12, un team deathmatch, la squadra la decideremo nel momento in cui ci ritroveremo tutti nella chat di Steam. Intanto siamo scesi un attimino nel campo di battaglia con il nostro geniere, attenzione intanto nemici davanti a noi, vediamo se possiamo fare qualcosa. Abbattuto, grande, ottimo lavoro. Adesso vi spiegherò l'arma che sto utilizzando e anche l'equipaggiamento nella prossima parte della partita, però adesso vediamo di concentrarci sull'annuncio. Allora, ci sarà questo evento, quindi questo combattimento insieme. Ho fatto già un video del genere, una partita del genere con voi, con qualcuno di voi in passato, però sicuramente era una sorta di prova per vedere un pochettino le modalità, cosa potevano offrire, come ci potevamo regolare. Allora la modalità sarà questa: deathmatch a squadroni, quindi 10 persone del gruppo contro altre 10 persone del gruppo. Ci riuniremo in chat Steam perché sicuramente non ho ancora un canale TeamSpeak, magari poi lo aprirò se vedo che questa cosa delle partite va bene anche su Dota 2. Però per adesso proviamo su Battlefield 4 come va la situazione, visto che i giocatori sono sicuramente maggiori a quelli di Dota che sono presenti in questo gruppo. Allora il procedimento è questo: basta scrivere il vostro nome origin qui nel gruppo, qui nel video, nella sezione dei commenti. Giorno 22 farvi trovare alle 14:30 nella chat del gruppo Steam che si chiama Edit Dota 2. Ve lo farò, vi farò vedere il link in descrizione tramite vi metterò appunto il link in descrizione. Vi iscrivete a questo gruppo di Steam, entrate nella chat di Steam, sceglieremo le squadre e registrerò un video in diretta, quindi con tutti voi, 10 giocatori in una squadra da una parte e 10 dall'altra. La modalità è semplicemente deathmatch a squadroni perché è una delle più comuni, anche delle più comode all'interno di Battlefield 4. Magari se poi vedo che la situazione va bene, proveremo anche qualche altra cosa, qualcos'altro. Quindi per adesso proviamo questo. Era solo un piccolo annuncio. L'ho detto qui su questo piccolo video ragazzi, infatti adesso farò una partita per allungare un po' tutto, proprio perché tanti di voi non sono iscritti sulla pagina Facebook. Su 33.000 circa iscritti ce ne saranno 1.000 sulla pagina Facebook, quindi vi raccomando anche di iscrivervi alla pagina Facebook, in modo tale da avere tutte le notizie inerenti alle prossime attività. Quindi mi raccomando, perché ho visto che nelle scorse partite non c'è stata una grande affluenza di giocatori perché molti di voi non lo sapevano. Adesso con questo video avete 2 giorni di tempo ragazzi per pensarci. Intanto procediamo con questo bel fucilone color, attenzione, pupù, eccolo qui. Intanto la nostra bella pistola. Sto utilizzando la classe del geniere perché come potete vedere ci sono veicoli disponibili, quindi è meglio stare con calma, pronti a intervenire. Abbiamo un piccolo ingrandimento per allungare quindi la portata visiva. Vediamo se possiamo procedere. Allora la modalità corsa attacco per adesso. Concentriamoci ragazzi, silenzio, e vediamo se possiamo essere competitivi. Allora, qua sembra pulito ragazzi, qua sembra pulito, qua non sarà. Attenzione. Attenzione, no, no, dov'è? Attenzione, ah, eccolo. Ragazzi, ci aveva beccato, non l'avevamo neanche visto. Bene, va bene, vediamo di seguire adesso il nostro gruppo. Ok, vediamo un po'. Intanto sceglierò, sì, penso che mi metto il silenziatore perché è molto comodo, magari dopo cambio arma. Il nostro squadrone dov'è? Non abbiamo neanche un punto di rinascita, siamo troppo indietro così. Vediamo se possiamo sceglierci una squadra migliore, magari questa, vediamo. Ok, già qua può andare meglio, perfetto. Attenzione, il nostro gruppo di artiglieri. Bene. Là c'è un mezzo corazzato nemico, abbiamo un RPG, fuoco. Vediamo se arriva. Beccato. L'abbiamo addirittura immobilizzato. Altra cannonata. Vediamo un po'. Maledizione, l'abbiamo beccato nuovamente, ma non è andato giù. È ancora saldo. Mamma mia, ancora si parte con l'artiglieria. Non l'abbiamo beccato ragazzi. È ancora fermo lì. Vediamo. Lo voglio distruggere definitivamente. Vediamo un po'. Beccato, abbiamo fatto saltare in aria probabilmente.
Eccolo là il mitragliere nemico, ragazzi. Eccolo che fa fuoco. Non possiamo però ingaggiare col silenziatore perché perdiamo portata. Dobbiamo avvicinarci, siamo molto lontani. Attenzione, sicuramente ci sarà un fuoco di copertura. Eccolo, ragazzi, potete vedere come fa fuoco. Magari con la pistolina. Eccolo lì, mamma mia. Attenzione. Intanto arrivano i bersagli dall'altra parte. Attenzione. Niente, ragazzi, lasciamo questa zona e vediamo di procedere dall'altra parte. Bene, allora, attenzione. Intanto i nostri carri armati subiscono colpi mostruosi. Andiamo. Lì c'è un carro armato nemico. Abbiamo ancora un missile in canna. Attenzione. Bene. L'abbiamo colpito. Oddio. Attenzione. Mamma mia, ancora davanti a noi. Attenzione, ci sparano addirittura dall'altra parte. Abbiamo una piccola granata, potrebbe essere molto utile. Avanziamo così, bassi. Perfetto. Mi dispiace il color pupù del nostro fucile, però sarà mezzo arrugginito, tipo Far Cry 2. Attenzione. Attenzione, ragazzi, ancora bassi, non ci vede nessuno. Vediamo se possiamo avanzare. Attenzione. Benissimo. Calma, amico mio, calma, che dall'altra parte c'è un carro armato enorme. Vabbè, il carro armato si concentrerà sul veicolo che abbiamo davanti e possiamo nuovamente gettarci a terra. Bene, una granata, tentiamola da quella parte. C'è molta folla. Vediamo. Attenzione. Oddio. Nemico ucciso, ragazzi, stiamo procedendo bassi. Bene. Piano. Dov'è? Più indietro il kit medico. Vediamo di raggiungerlo. Sta arrivando un altro. Ok. No, maledizione. Vabbè, ragazzi, ci siamo avvicinati tantissimo. Avete visto la tattica un pochettino mordi e fuggi, la cosiddetta imboscata. Va bene, adesso vediamo di raggirare un po'. Sono ben saldi appunto là dentro. Io dico di utilizzare sempre questa tattica col silenziatore, però è meglio arrivare qua e scendere subito, perché non voglio farmi fracassare il sedere. Ok, vediamo un po' da questa parte. Qua è un po' dura. Procediamo. Attenzione, già nemico visto dall'altra parte. Nemici da quella parte. Attenzione. Andiamo di metterci un po' più vicini al muro. Eccoli tutti qua sono, ragazzi. Sono tutti qua. Piano, vediamo se riusciamo a entrare. Attenzione, la squadra nemica sarà molto più abile della nostra. Ok. Attenzione. Ops, no, non ci credo. Ci hanno distrutto il piccolo muretto. Però siamo in testa alla nostra squadra, proprio da grandi e professionisti. Allora, vediamo un po'. Intanto il carro armato nemico là fa fuoco. Il problema è quel carro armato messo lì crea problemi. La nostra squadra tenta di fare il massimo, però io non voglio suicidarmi ad andare qui, perché abbiamo anche un silenziatore che è molto utile in queste modalità. Però dobbiamo essere abili a usarlo. Ecco appunto, oppure una mitragliatrice d'assalto dovrei utilizzare. Attenzione, ecco appunto bersagli da quella parte. Attenzione, mamma mia. Ragazzi, ancora si continua. Qua niente, ragazzi, prendo la mitragliatrice d'assalto. Questo fucile adesso lo lasciamo perdere. Attenzione, vediamo di lanciare una bella cannonata. Vediamo un po'. Niente, dobbiamo procedere dall'altra parte. Presto. Niente, adesso prendo il fucile da cecchino, ragazzi, ancora meglio. Volete vedere adesso come gli apro la strada a questi maledetti? Un attimo. Tanto procediamo da questa parte. Ancora un po' di silenzio. Qua arriverà sicuramente qualcuno. Olè. Eccolo qua. Mamma mia. Attenzione, ancora si continua. Dietro le linee nemiche. Bersaglio a 100 metri dalla nostra posizione. Eccoci arrivati. Piano, amico mio, piano. Eccolo qua, ucciso. Va bene, non importa, non riusciamo a sfondare, ragazzi. Siamo pure uno in meno. Però il fucile da cecchina adesso ci vuole a ogni costo. Prendo il fucile, quello lì MQ e qualcosa, M98B. Eccolo qua, ci mettiamo appunto qua dietro e ci sbizzarriamo, ragazzi. Allora, vediamo un po'. Dove sono? Allora, eccolo.
Così non abbiamo problemi. Facciamo rinascere la squadra qui. Ok. Allora, la truppa nemica deve essere tutta raccolta qua. Vediamo un po'. Attenzione, eccoli là. Beccato, non è morto. Avete visto? È lì. Niente. Ok, perfetto. No. Maledizione. Ragazzi, mi serve un po' di vita. Attenzione. Prepariamoci. Bene. Sembra vuoto. No, non l'ho preso. Niente. Maledizione. Bravo. Ancora. Eccolo, ragazzi. Abbiamo un carro armato, ottimo. Da questa parte non c'è più nessuno, possiamo procedere. C'era un nemico da queste parti, però mi sembra che era accasciato a terra. Ok, attenzione, sono tutti là. Beccato in pieno stomaco. Ancora, deve essere qua. Ancora, niente, mi sono mosso, il proiettile è salito verso l'alto. Proviamo a muoverci ancora un pochettino. Vediamo di farlo rintanare. Oddio, attenzione ancora. Attenzione ragazzi, dobbiamo coprirci. Attenzione, ci fanno fuoco. Attenzione, il nemico apre il fuoco. Attenzione, via, 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 via. Dall'altra parte. Via, 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 via. Mamma mia, ce l'abbiamo fatta. Attenzione, si ricarica. Eccoli davanti a noi. Ancora. Maledizione, ho fatto fuoco a quello già morto. Cecchino nemico davanti a noi. Beccato, piena testa. Ancora altro bersaglio. Fuoco di supporto. Si tenta, attenzione, altro nemico. Era qua su. Oh, no, non ce l'ho fatta. Però ragazzi, ottimo lavoro. 8 uccisioni è davvero un divertimento assoluto. La squadra ha perso, va bene, non importa, ci siamo divertiti però. Non lo so, mi andrebbe di fare un'altra partita, magari dopo questa. Probabilmente sì, penso che ancora non abbiamo fatto neanche 10 minuti di video. Penso che potrebbe essere un'ottima idea. Allora, ragazzi, però fatemi sapere la vostra opinione su questi video di Battlefield. Può darsi che non sono di vostro gradimento, oppure sì, questa atmosfera di guerra. Poi ragazzi, allora vi faccio un altro annuncio, altri 2 annunci che in questo periodo davvero stanno, come dire, si propongono davanti tante opportunità. Prima cosa, ho acquistato 2 nuovi hard disk, più che altro un hard disk e un SSD. Un hard disk 7200 rpm, Western Digital Blue, 64 MB di cache, che sostituirà l'hard disk che ho per adesso. Quindi dovrò formattare tutto più o meno giorno 23-24, questi giorni qua. E appunto Amazon ha detto che arriverà più o meno verso questi giorni. L'SSD che ho comprato è un SSD Samsung 250 GB Evo 840 mi sembra, con un'ottima capienza, che la utilizzerò come mi ha consigliato un ragazzo di questo canale che ringrazio tanto. Non mi ricordo come si chiamava, HD e qualcosa, che Kishko HD forse. Comunque installerò il sistema operativo, installerò i programmi di editing e di registrazione, così saremo a posto. Poi un'altra cosa importante: si è probabilmente distrutta, rotta la scheda audio interna che avevo nel PC. Siccome avevo io a casa una scheda audio di 3-4 anni fa, una scheda audio buona, professionale, per registrare anche canzoni al karaoke, basi musicali, quindi una scheda audio professionale della Sound Blaster, non mi ricordo il nome, Z e 24B e qualcosa. Comunque l'ho installata adesso e davvero giocare a Battlefield con questa scheda audio sembra essere direttamente nel gioco. Con queste poi Siberia collegate direttamente nella scheda sembra proprio essere all'interno del gioco. Le utilizzo in modalità stereo perché ovviamente la scheda audio già ce l'ho, quindi non vale la pena collegare quella esterna delle USB Siberia. Però ragazzi, sta funzionando tutto divinamente. Spero che l'audio sia anche migliore e che non ci siano più problemi di interferenza, perché davvero in questi ultimi giorni questa scheda audio della computer interna
Ha dato segnali quindi negativi, non lo so, si sentivano rumori che andavano a perdere, suoni bombati, tipo roba del genere, ma non lo so, adesso forse con questa si va meglio. Il problema è che non aveva neanche le gommine per attaccarsi al computer, perché visto che è esterna, quindi ho preso un bel po' di scotch e l'ho arrotolato intorno alla scheda e adesso sembra funzionare. Comunque davvero è un'ottima scheda, a quanto appunto sto vedendo. Giocare a Battlefield adesso per la prima volta con questa scheda e davvero sembra essere davvero lì, perché probabilmente simula il 5.1, forse, non ne sono sicuro, forse qualcosa, il surround forse, non ho neanche la scheda tecnica, però da quello che sento simula davvero bene il surround. Allora, vediamo di procedere. Allora, siamo in difesa. Io ragazzi dico di utilizzare di nuovo il geniere, però questa volta, visto che siamo in difesa, eliminiamo il nostro silenziatore, il nostro freno di bocca può andare bene, il mirino credo che sia migliore quello laser, se esiste qui, un bel coyote. Ok, e qui mettiamo un mirino inclinato per essere ancora più precisi. Ok, vediamo un po'. Ecco, così va decisamente meglio. Attenzione, intanto fanno già fuoco. Attenzione, ci possiamo intrufolare qui dentro. Ci gettiamo con i nostri pettoraloni a terra. Attenzione, eccolo qua. Attenzione, ancora dall'altra parte della collina iniziano a sparare. Ricarichiamo. Allora, vediamo un po'. Attenzione, si guarda qua a terra. Fanno fuoco. Attenzione, amico mio. Bene, vediamo qua cosa abbiamo. Ah, le mine, ok. Vediamo un pochettino qua su. No, meglio difendere B. Oh, attento, non mi fare prendere un colpo, amico mio, mi fare spaventare. Andiamo da questa parte. Oh, ehi, stanno montando qualcosa. Maledetto. Ok, disinneschiamo ragazzi, scendo io. Fatto. Ok. Ragazzi, per precauzione qua metterò 2 mine. 1, 2 e 3 qui. Bene, elicottero. Ah, ragazzi, se ci riuscivo però, mamma mia. Prendevamo un terno all'8. Attenzione, maledetto. Non l'ho atterrato, ragazzi, è ancora vivo. Vediamo dov'è. Deve essere appunto là vicino. Eccolo, guardatelo. Attenzione, mettiamo il colpaccio. Ok, vediamo un pochettino chi c'è qua su. Elicottero nemico al di sopra di noi a circa 150 metri. Vediamo se possiamo abbatterlo. No, è molto lontano. Attenzione, intanto si avvicinano altri bersagli. Non c'è nessuno qui. Dall'altra parte. Eccolo. Ok, fatto fuori, canna pesante, la monteremo tra poco. Attenzione ancora. In questa parte non c'è nessuno. Non si avvicendano verso la base. Il radar indica dei bersagli multipli davanti a noi, ma probabilmente non c'è nessuno perché sono nascosti nella foresta. Ok. Non vorrei che qualche cecchino mi facesse fuori da questa posizione. Il lato sinistro, lato ovest della mappa ben protetto. Vediamo un po' da questa parte. Non c'è nessun altro. Vediamo di dare un po' di fuoco di copertura ai nostri alleati. Ecco che arriva una macchinetta avversaria. Eccola che arriva, appunto, procede. Attenzione. Vediamo se le nostre mine fanno boom. Eccole che arriva. Si è fermata proprio qui davanti alla mina. È sceso un convoglio pieno di vediamo un po', un convoglio di 2 persone. Eccoli che entrano appunto nella base. Difendiamo. Dove sono? Attenzione. Mamma mia. Arriva un carro armato avversario. Gli arrivano probabilmente anche diversi missili addosso. Lo prendiamo nel lato sinistro ed esplode. Qualcuno esce. Cadono al tappeto come mosche, ragazzi. Mamma mia. Da quella parte ci sono cecchini di supporto. Arriva un enorme convoglio qui alla nostra sinistra. Dobbiamo dare una mano. Andiamo. Bersagli multipli davanti a noi. Attenzione a dare una mano. Attenzione. Bersaglio nemico. Attenzione, ci fa fuori. Non è possibile. Vediamo di essere ancora più competitivi. Allora. Attenzione, ci rialzano i soliti medici. Attenzione. Fatto fuori. Ce ne sono altri. Ci alziamo con 20 punti vita. Vediamo un po' ancora. Altri bersagli. Rischio tantissimo a uscire così allo scoperto, senza vite, senza niente. Ma c'è un nemico là davanti a noi. Facciamo fuoco di copertura. Vabbè. È arrivato lui in vantaggio.
Però per adesso ci stiamo... Ah, obiettivo armato. Ci hanno armato probabilmente il B. Non dobbiamo perdere niente. Veicolo distrutto con le nostre mine, ragazzi. Grande. Gli abbiamo bloccato tutto. Attenzione. Vediamo di ripristinare tutto quello che dovevamo. 1, 2 e 3. Ecco, questa è la zona di entrata, scusate. Perfetto. Hanno armato anche l'altro obiettivo. Maledetti. Maledetti. Eccoci arrivati. Attenzione, fuoco. No, non è possibile. Ho sbagliato. Ah. Dai ragazzi. Tanto ci alzano. Niente. Che mi alzano qui davanti al cannone qua. Non riusciamo a disinnescare. E l'obiettivo A è andato. Dobbiamo per forza teletrasportarci qui. Ok. Va bene, vediamo di procedere. L'obiettivo B non deve essere toccato però. Ok, attenzione che l'elicottero dà fuoco di copertura. Guardate un pochettino come fa fuoco. Ancora che continua. Si lanciano persone addirittura. Vediamo un po' dove sono. Eccolo. Vediamo un po' qua. È arrivato qualcuno. Ancora. Andiamo da questa parte ragazzi. Ehi. No, non è possibile. Non avevo neanche l'idea che fosse lì dentro. Ero entrato così alla sprovvista per cercare di distruggere l'aereo. Infatti adesso le mine me le lascio per i carri armati. E mi tengo adesso un bello stinger per questi dannati aerei. Ok, vediamo un po'. Allora, si impossessano gli avversari dell'obiettivo B. Eccolo qua. Attenzione, attenzione. Dobbiamo dare un po' di fuoco di attacco. Mamma mia. Ah, ok, disarmato. Però ci sono gli avversari all'interno di quella zona. Andiamo di offrire un po' di fuoco di copertura. Eccolo, eccolo. Attenzione, è lì, è lì, è lì. Maledizione, proprio non avevo neanche i colpi per finirlo. Vediamo di procedere da questa parte. Ok, una bella granata all'interno. Vediamo di entrare. Vediamo di entrare con calma. Attenzione. Eccoli qua, maledetti. Proviamo con le granate. Attenzione, un altro. Dietro di te, amico mio. Dietro di te, dietro di te. Grande. Perfetto. Vediamo di procedere qui in alto. Medaglia vendicatore. Non c'è nessuno qui. Cecchino nemico. Scendiamo al piano di sotto. Attenzione. Ragazzi, teniamo duro. Teniamo duro, un altro paio di secondi. Attenzione, bersagli dall'altra parte del muro. Ancora si continua con un po' di fuoco di copertura. Si va in avanti, si spara per non farlo uscire dal riparo. Ancora, ehi, 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 ehi. Ancora ci fanno, attenzione, un assalto. Potrebbe farci comodo. Attenzione, attenzione. Bersagli multipli davanti a noi. Eccoci. Attenzione. Eccoli che procedono. Questo avrà più portata sicuramente. Ah! Attenzione, ancora sulle scale per trovare riparo. Mamma mia. Vediamo un po' cosa c'è qua. Un po' di medicine. Ricarica, amico mio. Abbiamo 3 granate. Gettiamone una. Eccoli. Eccolo, eccolo. Ucciso. Perfetto. Attenzione, vediamo se possiamo riprendere immediatamente il nostro Stinger. Era qua. Era qua il nostro Stinger. Non c'è più. Se la saranno fregato i topi. Ok. Attenzione, altro bersaglio là davanti a noi. Avanti, 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 avanti. Niente. Tanto probabilmente ci sarà qualcuno qua sotto. Gettiamo una bomba tanto per sicurezza. Ok. Tutto vuoto. 2 secondi. Un'altra granata in alto. E vittoria. Attenzione. No. No, attenzione, ci fanno fuori. Va bene. Abbiamo finito anche questa bella partita in compagnia ovviamente di tutti voi. Ragazzi, vediamo di riprodurre un pochettino la stessa cosa tutti insieme giorno 22, salvo diversi imprevisti come al solito. Spero che tutto sia andato alla perfezione, la registrazione e tutto il resto. Intanto nuovo M26 a pallottole. Ragazzi, ci becchiamo al prossimo gameplay. Mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate. Ciao a tutti.